essere. Vaccini. Dopo la sospensione della moratoria decisa dal dirigente regionale alla sanità, i genitori non ancora in regola hanno 2 giorni di tempo per regolarizzarsi, restano le polemiche. Ieri sera alle 20:10 il governatore del Veneto, decisione responsabile del dirigente regionale, mai cercato la rissa sui vaccini. Aspettiamo comunque il parere del Consiglio di Stato. Il caso della morte della piccola Sofia, prelevati nuovi campioni di sangue vivo per capire se al momento del ricovero a Portoguaro nella bambina fossero presenti i parassiti della malaria. Papà su Facebook, ci si sente impotenti. Tragedia questa mattina ad Albignasego nel Padovano, trovato un ragazzo impiccato a un parco in un albero su un parco pubblico, l'ha trovato una signora. Muore a 36 anni stroncato da un improvviso malore mentre era in vacanze in Egitto con la famiglia, sciocca Loria per la scomparsa di Michele Dolfato. La Polizia Veneta non è un'associazione a carattere militare, lo ha stabilito il Tribunale di Treviso chiudendo il capitolo sulla maxi inchiesta iniziata ben 8 anni fa, assolti 12 imputati. La bendata è arrivata a Montebelluna, ha centrato il 5+1 al Supranord, il fortunato che dovrebbe essere un operaio del posto si porta a casa €500.000. Mostra del cinema attesa per i Leoni d'Oro domani sera, intanto va alla giovane attrice trevigiana Federica Rosellini, il primo riconoscimento collaterale della mostra, il premio miglior promessa. Telespettatori di Antenna 3, buongiorno, ben ritrovati. La prima edizione dei nostri telegiornali che si apre parlando ancora una volta della questione vaccini, perché ormai mancano 2 giorni, di fatto 2 giorni e mezzo al limite, l'11 settembre, lunedì, per i tanti genitori che non sono ancora in regola, diciamo, non si sono ancora regolarizzati per le vaccinazioni e dunque la notizia di ieri, la notizia a sorpresa dello stop alla moratoria mantoana, la moratoria decisa dal dirigente regionale alla sanità, ha creato nuovamente scompiglio come era prevedibile, sono scoppiate le polemiche, ma c'è il lato pratico per i genitori, cioè questa corsa contro il tempo per cercare di essere in regola entro l'11 settembre. Tutto come prima, come se la moratoria che aveva fatto balzare il Veneto al centro dell'attenzione nazionale per lo strappo con il governo non fosse esistita. Così, per chi era rimasto in sospeso guardando con favore la decisione dei dirigenti di Palazzo Balbi, ora ci sono 2 giorni per chiudere la pratica. Rush finale per evitare di vedere i bimbi rifiutati a scuola. Ieri il colpo a sorpresa, i detrattori che parlano di retromarcia, il governo soddisfatto e il presidente Luca Zaia che spiega, gesto di cortesia istituzionale e si dice allibito, sui vaccini non abbiamo mai cercato la rissa. Il dirigente responsabile, il dottor Domenico Mantoana, ha fatto le sue valutazioni e ha ritenuto di sospendere il provvedimento precedente. Ora la questione, continua Zaia, la esaminerà il Consiglio di Stato. C'è un sacco di gente che parla a vanvera. Al di là del retroscena resta il lato pratico. I genitori dei bimbi 0-6 anni non ancora in regola hanno tempo fino all'11 settembre. Autocertificazione da presentare alla scuola per attestare di aver richiesto all'ULSS di competenza i vaccini che mancano. Mail da spedire per accertare la richiesta. Avranno tempo fino al 18 marzo per adeguarsi, poi scatteranno le sanzioni da 100 a 500 euro. Inutile dire che mamma e papà Novax gridano al tradimento, ma la Regione ha deciso, in attesa del Consiglio di Stato e soprattutto della decisione della consulta, alla quale Palazzo Balbi ha fatto ricorso. E intanto spunta un'altra grana, perché ad essere in regola con le vaccinazioni deve essere anche il corpo dei dipendenti scolastici, a partire dagli insegnanti. E se dovessero esserci dimenticanze, problemi o lacune, si rischia di partire con l'anno e la necessità di supplenze, come se questo fronte non fosse già critico. E dunque ieri sera a 20:10 ospite del direttore Luigi Baccialli era proprio il governatore Luca Zaia, che ha replicato alle polemiche e soprattutto ha spiegato il retroscena di questa decisione. Sentiamo le sue parole. Questa sospensione prevede la richiesta di un parere del Consiglio di Stato, e fatto con senso di responsabilità da parte del dirigente che decide autonomamente di sospendere l'atto. Qualcuno dice, ma Zaia scarica sul dirigente. Io non scarico proprio su nessuno, rispondo per l'amministrazione, questo è un atto dell'amministrazione, però deve essere anche chiaro che sono degli atti firmati e proposti dalla Giunta, altri proposti dai dirigenti. Io ho sempre detto agli uffici, quando vi troverete a stabilire linee guida di applicazione della legge sui vaccini, cercate di fare in modo che sia un'applicazione in soft landing, cioè che sia
attutisca il colpo, perché così di punto in bianco rischia di fare danni. Mi hanno comunicato che avevano trovato una soluzione, è stato proposto questo decreto, ben venga questa lettura che non è che dice, si è fatta passare l'idea che questo decreto è contro i vaccini, assolutamente no. Dopodiché è venuta fuori, appena dopo il decreto, ne è uscita una circolare del Ministero che dava interpretazione dell'interpretazione, e il dottor Manzoan ha posto questa questione, dice vedo un sacco di dibattito, c'è questa circolare, io sono nelle condizioni di dire che forse è prudenziale sospendere il decreto e chiedere un parere al Consiglio di Stato. Questa è la vera storia, e si è fatto credere ai veneti e alle venete, ai nostri cittadini, che la Regione è contro i vaccini. Guardi, io nel 2016, quando non si parlava di vaccini, novembre 2016, ho fatto un provvedimento di giunta, che è ancora efficace, che impone che nelle scuole dell'infanzia da 0 a 6 anni, novembre 2016, ci siano almeno il 95% dei bimbi vaccinati. Se sono di meno bisogna togliere quelli non vaccinati e metterli in altre aule, per garantire una copertura di gregge, come si dice, di almeno il 95%. Ed ora il caso della morte della piccola Sofia. Sono stati prelevati nuovi campioni di sangue vivo per capire se al momento del ricovero all'ospedale di Portogruaro nella bambina fossero già presenti i parassiti della malaria. Intanto il papà su Facebook, lo sfogo del papà di Sofia, ci si sente impotenti, ha scritto. Ci vorrà del tempo, sicuramente più di qualche settimana, per conoscere gli esiti delle analisi disposte sui campioni criocongelati del sangue di Sofia Zago e delle 2 bambine ricoverate all'ospedale di Trento. Solo allora si potranno avere elementi decisivi per capire se le 3 piccole sono state contagiate dal medesimo ceppo di malaria. I campioni sono stati inviati all'Istituto Superiore di Sanità e all'ospedale di Verona. L'autopsia eseguita sul corpo della bambina trentina di 4 anni ha confermato la diagnosi di morte per encefalopatite malarica. L'esame è stato eseguito all'ospedale di Brescia da una anatomopatologa e da un virologo dell'azienda ospedaliera universitaria di Verona. I 2 professionisti si sono riservati 60 giorni di tempo per il deposito della relazione conclusiva. Ieri gli ispettori della commissione inviata dal Ministero della Salute assieme ai carabinieri del NAS si sono presentati all'ospedale di Portogruaro, dove la piccola Sofia venne ricoverata nel periodo dal 13 al 16 agosto scorso e da lì dimessa con una diagnosi di diabete mellito di tipo 1. Ispettori e NAS oggi saranno all'ospedale Santa Chiara di Trento, mentre controlli sulle zanzare sono in corso nel campeggio di Bibione in cui Sofia ha trascorso le vacanze e nel camper della famiglia, che nel frattempo ha avuto il nulla osta della magistratura per procedere ai funerali della bambina. Strazianti le parole che il papà di Sofia ha scritto su Facebook, un post in cui si dichiarano sentimenti di impotenza di fronte a una malattia infida e aggressiva come la malaria e di rabbia per non essere stati informati direttamente che sul corpo della bimba era stata disposta l'autopsia. Parole condivise decine di volte, accompagnate da messaggi di vicinanza e cordoglio. Ed ora lo shock davvero ad Albignasego, perché una signora questa mattina, passeggiando con il cane al parco, ha trovato purtroppo un ragazzo, un giovane ventenne, impiccato a un albero. Una tragedia scoperta poco dopo le 7 di questa mattina. Il corpo senza vita di un giovane è stato trovato nel parco pubblico di San Tommaso ad Albignasego. Il ragazzo era appeso ad un ramo di un albero con una corda stretta al collo. A fare l'atroce scoperta una residente del quartiere che era uscita con il cane per una passeggiata. La donna ha notato il corpo senza vita che penzolava tra la vegetazione e ha subito allertato i carabinieri e medici del 118. Quando i militari dell'Arma sono arrivati sul posto, il giovane, che al momento non è ancora stato identificato, era già privo di vita. Da un primo esame pare non abbia più di 20 anni. L'ipotesi più probabile è che si tratti di suicidio. Ed ora un'altra tragedia, purtroppo, un'altra giovane vita, anche se la storia è completamente diversa, un 36enne trevigiano che è stroncato purtroppo da un improvviso malore mentre era in vacanza con la famiglia in Egitto. Un primo ricovero per un malore e le dimissioni poco dopo, perché sembrava che tutto fosse tornato alla normalità. Invece non era così. Michele Dolfato era tornato in albergo dalla compagna e la figlioletta. Sembrava che quell'imprevisto non potesse rovinare la vacanza in Egitto, a Hurghada, sul Mar Rosso. Invece nell'hotel il secondo malore, stavolta fatale.
La corsa in ospedale, inutile. Il 36enne di Lori è morto durante il trasporto dei medici. Rottura della aorta, un primo esame, mentre anche la polizia veniva allertata dal consolato italiano per gli accertamenti. Una tragedia incredibile sotto gli occhi di fidanzata e bimba che il giorno dopo avrebbe compiuto 1 anno. La notizia in poco tempo ha raggiunto Castelcucco, dove la famiglia abitava da poco più di 1 anno, e soprattutto Loria, dove Michele era conosciutissimo. Il 36enne era uno dei fondatori della Festa della Birra a Ramon. Da circa 10 anni lavorava come magazziniere alla OMP Group di Castello di Godego e prima di essere assunto nell'azienda specializzata in sedute aveva lavorato anche come camionista. Un gran lavoratore, raccontano gli amici in lacrime, che con la compagna si era preso una vacanza premio anche per festeggiare il primo anno di nascita della bambina che avevano tanto desiderato. Un'unica vacanza di 7 giorni, ma Michele ha potuto godersi quella gioia per poco. La salma rientrerà a giorni nella Marca per l'addio a questo sfortunato ragazzo trevigiano. E sempre dalla Marca una notizia importante di cronaca giudiziaria, perché dopo 8 anni si chiude con una assoluzione l'inchiesta sulla cosiddetta Polizia Veneta. La Polizia Veneta non è un'associazione a carattere militare, lo ha stabilito il Tribunale di Treviso chiudendo il capitolo sulla maxi inchiesta iniziata ben 8 anni fa. Assolti i 12 imputati perché il fatto non sussiste. L'unica condanna è per Luciano Spigariol, 4 mesi di reclusione e una multa di 1.000 euro per l'alterazione di una carabina. Si è chiuso così l'iter giudiziario per Daniele Quaglia, colui che nell'organizzazione avrebbe ricoperto l'incarico di governatore del popolo veneto, Sergio Bortotto con l'incarico di ministro degli interni e di capo della polizia, Paolo Gallina, comandante dei vigili urbani di Cornuda nella vita reale e generale della polizia veneta in quella dell'autogoverno, la madre Giuliana Merotto, Danilo Zambon, 65 anni di San Fior, savio dell'Alta Corte di Giustizia, e Dino Zorzi, 45 anni di Trevignano, colonnello della polizia. A questi si erano aggiunti Loris Zanatta, titolare del pub Viva Voce di Maserada, nel quale, secondo gli investigatori, sarebbe avvenuto il reclutamento della polizia, Giuliano Spigariol, Paolo Tagliabue, Sandro Meneghin, Enrico Pillon e Fabio Piccoli. L'inchiesta era stata aperta dall'allora procuratore Antonio Fuiadelle e dal questore Carmine Damiano. 2 erano state le inchieste. Dopo quella del 2009, l'indagine della Polizia Veneta aveva avuto una nuova spinta nel 2012 in occasione di una visita in Veneto dell'allora Presidente della Repubblica Giorgio Napolitano. La sua sicurezza e incolumità personale non saranno garantite fermo restando il legittimo ricorso al diritto di rappresaglia, era la frase intercettata dagli inquirenti che fece scattare le nuove perquisizioni. Ora per gli imputati è arrivata la soluzione piena. Ancora la cronaca giudiziaria e sempre del Trevigiano, perché c'è un mistero di una scomparsa da 4 anni nel Trevigiano, quello di Marianna Cendron, ed è un'inchiesta che resta aperta per volontà dei giudici. Oltre 4 anni di mistero, ma nonostante l'apparente vicolo cieco, l'indagine sulla scomparsa di Marianna Cendron proseguirà. Lo ha deciso il GIP del Tribunale di Treviso, rigettando la richiesta di archiviazione del fascicolo per sequestro di persona ad opera di ignoti aperto dal pubblico ministero Massimo De Bortoli sul caso della ragazza di paese sparita nel nulla il 27 febbraio 2013, al termine del turno di lavoro al Golf Club di Salvarosa di Castelfranco, dove Mary lavorava come cuoca. C'è ancora speranza di sapere qualcosa dunque per i genitori di Marianna, che non si sono mai dati per vinti, battendosi per la verità e non potendo sopportare di non conoscere il destino di Marianna, che oggi avrebbe 22 anni. Il giudice ha accolto le richieste presentate dagli avvocati dell'associazione Penelope, Stefano Tigani e Piero Coluccio, che tutelano la famiglia Cendron. I legali hanno chiesto, ottenendo risposta favorevole, che vengano risentiti dagli inquirenti i principali protagonisti di questa vicenda: Renzo Curtolo, l'uomo che ospitava Mary, e il fidanzato della ragazza, Michele Bonello. Le contestazioni degli avvocati riguardano soprattutto alcune incongruenze emerse nel corso degli interrogatori, a cui sono stati sottoposti sia l'artigiano che lo studente che attendeva la ragazza nel convitto dell'istituto Maffioli di Castelfranco la sera della scomparsa. I nuovi interrogatori saranno eseguiti nell'arco dei prossimi 4 mesi. A proposito di Tribunale di Palazzo di Giustizia, un furto inquietante a Padova, razziate le segreterie della Procura della Repubblica. In pochi giorni 2 furti in un luogo che dovrebbe essere tra i più blindati. Stiamo parlando delle segreterie dei pubblici ministeri all'interno della Procura della Repubblica di Padova. I ladri hanno rubato ben poco, un cellulare e dei soldi, ma si sono spinti per ben 2 volte in un luogo delicatissimo a pochi metri dalla sala intercettazioni degli uffici delle diverse sezioni di polizia giudiziaria. Il primo furto è avvenuto la mattina del 28 agosto, quando è sparito un cellulare dalla segreteria del registro generale. Il secondo colpo invece è il 1° di settembre.
Stessa fascia oraria, di mattina, questa volta scompaiono dei soldi che erano nella borsa di un impiegato della segreteria di un altro pubblico ministero. È già stata aperta un'inchiesta, al vaglio ci sono le immagini delle telecamere di sorveglianza che presto potrebbero dare un volto all'autore o agli autori dei furti. Ed ora a Vicenza per parlare di profughi, di migranti e di un caso che vi avevamo raccontato, quello dell'Hotel Europa. Chi vive e lavora in zona non accetta che venga trasformato in un hub per profughi. Sentiamo. Io ho un'attività al centro di un'area che sembra bombardata, sembra essere a Beirut. C'è rabbia, c'è preoccupazione, ma c'è soprattutto voglia di riappropriarsi della propria città, nelle parole di Walter Casarotto, titolare di un salone di parrucchieri attaccato all'ex Hotel Europa, già proprio quello che potrebbe diventare un hub per centinaia di profughi. E mai come in questo momento c'è la solidarietà e l'unione delle persone che vivono e lavorano in questo luogo. Le persone che vivono che sono allarmate, le persone che lavorano che sono allarmate e preoccupate, anche per la loro azienda con la quale riescono a mantenere persone e a mantenere famiglie. La questione sta allarmando davvero tutti, quell'hotel non deve diventare un hub. Il consigliere comunale Raffaele Colombara ha presentato un'interrogazione dal titolo più che mai eloquente. No, richiedenti asilo all'Hotel Europa. Quello che preoccupa sono le grandi concentrazioni, perché rischiano di diventare un ghetto all'interno di un quartiere e destabilizzare il convivere civile, e questo credo che non sia proprio possibile. Che qui arrivi un altro centro di accoglienza dopo che abbiamo fatto e lottato perché fosse spostato da qui vicino, credo che sia una cosa che sembra più una beffa che altro. Colombara si riferisce al centro di via Catalani sgomberato di recente. Per sensibilizzare l'opinione pubblica, Walter Casarotto vuole organizzare un evento ad hoc. Un evento per far capire all'amministrazione e a tutte le persone che questa è anche Vicenza, questo è il nostro quartiere e vogliamo che sia e rimanga il nostro quartiere. E a Trebaselega intanto un inquietante episodio durante la fiera dei Mussi. Sentite cosa è successo. Attimi di panico durante la tradizionale fiera dei Mussi di Trebaseleghe. Un uomo a torso nudo e sanguinante per oltre un'ora si è aggirato nel centro del paese, arrivando fino all'interno del Luna Park. Qui alcuni ragazzi, quando l'hanno visto, hanno telefonato al 118 facendo arrivare sul posto un'ambulanza e le pattuglie dei carabinieri. L'uomo, di origine nordafricana, però non voleva farsi curare e dopo oltre mezz'ora di trattative i medici sono riusciti a farlo salire in ambulanza. I carabinieri hanno ricostruito quanto è accaduto. Lo straniero poco prima infatti aveva litigato furiosamente con la compagna. Le urla erano state sentite da molti residenti di via Martiri della Libertà. Durante la lite aveva sferrato pugni contro le finestre, infrangendo i vetri che sono volati in strada. Poi l'uomo, ferito e a torso nudo, si è diretto verso la fiera, lasciando dietro di sé una lunga striscia di sangue. Trasportato al pronto soccorso, gli sono state riscontrate numerose ferite all'avambraccio e uno stato confusionale. Adesso la pubblicità, poi torniamo subito e parleremo anche di una storia a lieto fine risolta da Antena 3. Rieccoci in studio, prima edizione del nostro telegiornale. Andiamo a Treviso per una storia a lieto fine legata al nostro servizio, lo dico ad Antenna. È la storia dei nonni di Borgomestre. Siamo a Treviso, abbiamo raccontato la storia 2 giorni fa. Nonni che da 2 mesi sono senza televisione, un verbo che però adesso possiamo declinare al passato, considerando che dopo il nostro servizio su quell'antenna guasta che non veniva mai riparata, Casugana è intervenuta. Comunque a Casugana non è passato inosservato il servizio e quindi la questione si risolve. L'intelligenza di un'amministrazione si misura nella capacità di riconoscere i propri errori e di risolverli il prima possibile. La citazione pare sia di uno statista del calibro di Alcide De Gasperi e nel caso del condominio dei nonni di Borgomestre cade a pennello per Casugana. 8 anziani in altrettanti appartamenti da 2 mesi senza televisione causa fulmine che ha messo fuori uso l'antenna. Oltre 60 lunghissimi giorni senza quell'elettrodomestico, per molti unica compagnia nella solitudine della terza età. Inutili chiamate e richieste al comune di Treviso, proprietario dell'immobile, un solo passaggio per verificare il guasto e poi più nulla fino a ieri, quando è la televisione ad andare da loro. Nemmeno il tempo di mettere in onda il servizio sul disservizio, che a Borgomestre da questa mattina svetta un'antenna nuova e soprattutto funzionante. A che ora si sono presentati gli operai stamattina? Presto, ieri mi sembra verso le 8:30, 9 grosso modo.
E hanno fatto quello che, poverini, loro hanno fatto quello che gli hanno dato di fare, no? E l'hanno fatto bene. Sono voluti 2 mesi e poi anche la televisione, altrimenti... No, se no altrimenti eravamo ancora qua. Una storia che ha commosso tutta la Marca, con messaggi e disponibilità a risolvere il problema ai nonni, messaggi arrivati da tutte le parti. Ma il comune di Treviso ha bruciato tutti sul tempo per la felicità dei nonni che hanno potuto riaccendere la televisione. Allora andare a finire che va bene. Ah, va bene? Sì. Mi fai vedere la televisione? Sì. Ah, proprio si vede tutto quanto bene. Ma sono stati fuori, di sopra, fuori, non sono stati qui dentro. Qui è venuto prima il tecnico a sistemare i canali e basta. Sono mossi subito, insomma. Sì. Insomma, siete contenti adesso avete? Sì, abbiamo altro che da ringraziarvi. Anziani che non dimenticano chi ha cercato di dare loro una mano prima della televisione. Problema risolto. Problema risolto e sono felicissima e ringrazio Antenna 3, però bisogna arrivare a questo per far contenti questi poveri nonnini. E allora lo dico ad Antenna, se volete segnalare un problema come hanno fatto i condomini, i parenti di questi nonnini, redazione @antenna3.it, se volete scrivere una mail, oppure 0422 023 0898 per lasciare un messaggio in segreteria nel quale sintetizzate brevemente qual è il problema, oppure 351 175 5340 per un sms o un WhatsApp, magari una visualizzazione con una foto con un video del problema. Sicuramente i problemi li ha risolti invece quello che potrebbe essere un operaio trevigiano di Montebelluna, perché la dea bendata è giunta in città, è stato centrato un 5+1 al Superenalotto. Il fortunato, dicevamo, sembra un abitudinario del locale, di una tabaccheria di via Galileo Galilei a Montebelluna, all'angolo Raffi. Sarebbe un operaio trevigiano residente nel comune che si porta a casa €500.000. Il vincitore ogni martedì giocava la stessa schedina con gli stessi numeri ormai da anni, la perseveranza pare lo abbia premiato. Questi numeri fortunati: 11, 29, 64, 68, 70, 85 e il jolly 17. Si tratta della più alta vincita al Superenalotto in città, €500.000. Adesso invece facciamo un salto, parliamo di oro ma non di oro in soldi, parliamo di leoni d'oro, quindi facciamo un salto alla mostra del cinema di Venezia. Ci colleghiamo in diretta telefonica con la nostra Tiziana Bolognani perché siamo agli ultimi scampoli, diciamo, con la presentazione degli ultimi film e poi l'attesa per domani per i leoni d'oro. Allora Tiziana. Buongiorno da Venezia, che vive con grande attesa la chiusura dell'edizione 74 della Mostra del Cinema in corso al Lido. Oggi è la giornata della proiezione degli ultimi 2 film in concorso. Il primo, italiano, è diretto da Andrea Pallaoro e ha come protagonista l'affascinante Charlotte Rampling. La pellicola si intitola Hannah ed è la storia di una donna anziana alla quale vengono meno lentamente tutte le sue certezze perché intrappolata dalle sue scelte. Drammatico l'ultimo in concorso, si tratta di Jusqu'à la gare, diretto da Xavier Legrand, noto per la sua partecipazione a Arrivederci ragazzi del 1987 di Louis Malle. Domani il gran finale con la cerimonia di chiusura del festival e la consegna del Leone d'Oro. Da Venezia è tutto, a voi. Grazie a Tiziana Bolognani. Intanto c'è già un premio alla miglior attore o attrice emergente e l'ha conquistato una attrice trevigiana, Federica Rosellini, che ha vinto il primo riconoscimento collaterale della mostra, il premio all'attore emergente, che 3 anni fa, la sua prima edizione, lanciò la carriera di un allora poco conosciuto Alessandro Borghi, oggi padrino della mostra. Federica Rosellini è protagonista dell'opera prima di Valentina Pedicini, Dove cadono le ombre, presentata alle giornate degli autori, ed è stata scelta, secondo la giuria, per la sensibilità e insieme l'intensità che esprime in un ruolo evidentemente preparato, lavorando non solo sulla voce ma perfino sugli sguardi e sulla gestualità. La giovane attrice ha ringraziato ieri al momento del premio. Ricordiamo, si è diplomata all'Accademia del Piccolo Teatro di Milano in teoria e solfeggio, anche al Conservatorio Venezia di Rovigo. Ma non è l'unica trevigiana al Lido in questi giorni, c'è anche una giovane autrice trevigiana che ha presentato alla Mostra del Cinema La Resistenza a Venezia, un docufilm raccontato ai ragazzi di oggi, la Resistenza in un film raccontato ai ragazzi di oggi dai protagonisti di allora. Vediamo.
testimoni della seconda guerra mondiale sono ancora vivi, ce ne sono pochissimi perché ormai sono ultra novantenni, ma abbiamo pensato di dover salvaguardare la loro storia e la loro testimonianza diretta. Io sono Marchignoni Adriana, sono la partigiana più vecchia di Venezia. A quanto pare sono l'ultima rimasta. Li chiamavano Ribelli, il docufilm presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nato dalla penna ma soprattutto dal cuore di una giovane regista trevigiana, Lucia Filippone. Si tratta di un documentario sulla resistenza nel veneziano, quindi il periodo tra il 1943 e il 1945. È un periodo molto particolare perché sia i partigiani che la popolazione tutta insorsero unanimamente e riuscirono a liberare la città ancora prima dell'arrivo degli alleati. Venezia è costruita in una maniera tutta particolare, pertanto anche fare la resistenza era un fatto molto difficile. Qui ci sono calle, callette, isolette, terreni scoperti, dove la gente non sapeva neanche dove nascondersi in caso di rastrellamento. Non è un semplice documentario ma è un docufilm, cioè c'è una parte documentaria e una parte di fiction, a cui è stata aggiunta anche una parte molto intrigante di animazioni con delle marionette per ricostruire le azioni del periodo, le azioni partigiane. Le marionette servono soprattutto a mitigare la brutalità delle azioni, perché molto spesso troviamo delle impiccagioni, delle fucilazioni che in altro modo non si sarebbero potute rendere facendo un prodotto destinato ai più giovani. Il coraggio e l'ingenuità, la speranza e l'ingratitudine di una patria che obbligò poi quei ragazzi a emigrare. Questo documentario me l'ha imposto il cuore, perché veramente interfacciandomi con questi personaggi che hanno fatto la storia ho ritenuto giusto produrre io stessa il documentario, siccome nessuno si era messo una mano sul cuore e ci ha dato una mano. Qui ci sono calle, callette, isolette. Siamo in chiusura, è tempo per ricordarvi l'appuntamento di stasera con 20:10. In studio Jacopo Berti, consigliere regionale del Movimento 5 Stelle, e Marta Viotto, segretario regionale FLC della CGIL del Veneto. Grazie per averci seguito, vi lascio le previsioni del tempo. Arrivederci. Nella giornata di venerdì 8 settembre torneranno ad esserci condizioni di tempo più stabile sulle nostre regioni. Vediamo il dettaglio. Sul Veneto giornata prevalentemente asciutta con un cielo che sarà poco parzialmente nuvoloso. Da segnalare maggiori addensamenti sui monti del Vicentino e qualche copertura del cielo sulle vallate di confine. Vediamo anche le temperature, le massime risultano essere comprese tra i 21 e i 25 gradi circa, valori notturni tra 14 e 18 gradi. Andiamo ora a vedere che tempo farà sul Friuli, Venezia e Giulia. Il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sull'Udinese più settentrionale. Temperature massime che risultano essere comprese tra i 22 e i 25 gradi, minime attese sui 15-17 gradi circa. Raggiungiamo infine il Trentino Alto Adige, anche qui torna il bel tempo, il cielo si presenterà poco o parzialmente nuvoloso, locali foschie solamente sull'Alto Adige più orientale. Temperature massime sui 20-22 gradi, valori notturni attesi intorno ai 13-15 gradi circa. Il mare sarà generalmente poco mosso, i venti moderati nord-orientali localmente deboli sulla laguna di Venezia. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione, arrivederci.